Dopo le polemiche politiche di questi giorni sulla legge regionale 28 del 2018 sulla suinicoltura, comprese di posizione da parte del centrodestra, petizioni online e proposte di modifica, sulla vicenda interviene con una nota ufficiale la Regione. Con la nuova legge sulla suinicoltura del 2 agosto 2018, l'allevamento e il consumo tradizionale del tipico maialetto sardo non sono in pericolo, sottolinea l'assessorato all'agricoltura. Su un totale di 15.788 allevamenti registrati in Sardegna, circa 314 sono classificati come allevamenti di tipo familiare per l'autoconsumo, dove la norma prevede che si possano detenere 4 capi non riproduttori. Tuttavia non esiste nessun impedimento, spiega la Regione, per questi 314 allevamenti di registrarsi all'anagrafe di suini, anche con pochi capi presenti in azienda, così da poter detenere riproduttori e lavorare per l'autoconsumo e la vendita. La stragrande maggioranza di tutti gli operatori che oggi allevano maiali nell'isola continueranno invece a produrre e a vendere suini di ogni categoria senza alcun problema. Il tantam sui social network alimentato in questi giorni è una bufera all'interno di un bicchiere d'acqua che, veicolata sulla rete, ha raggiunto livelli di disinformazione paurosi, ha rilevato l'assessore dell'agricoltura per Luigi Caria. Nelle direttive di attuazione del provvedimento saranno meglio chiarite le modalità e le procedure da seguire. La legge sulla suinicoltura, votata all'unanimità dalla maggioranza e dall'opposizione in Consiglio regionale, è frutto di un lavoro costante e preciso portato avanti dalla Commissione consigliare competente e dai consiglieri coinvolti che hanno ascoltato tutti i portatori di interesse del comparto, dagli allevatori ai trasformatori alle associazioni di categoria. La tradizione millenaria delle nostre produzioni suine non è minacciata da questa legge, ha concluso l'assessore Caria, ma da decenni di peste suina africana che per troppo tempo ha condannato la nostra isola a embarghi vergognosi che hanno mortificato la straordinaria operosità dei nostri allevatori.